Sono atterrate all'aeroporto di Venezia e poi distribuite in tutto il Veneto altre 45.360 dosi di vaccino. Nei prossimi giorni riparte la campagna vaccinale per il personale sanitario. Intanto, dati alla mano, il presidente Zaia ha spiegato che nella nostra regione l'incidenza dei positivi è del 5,7, mentre la media nazionale al 27 dicembre era del 12,48. A onor del vero, ma non voglio che lo prendiate come un dato positivo, noi stiamo osservando da qualche giorno, da più di qualche giorno, una diminuzione di incidenza dei positivi. Poi Luciano Flor, direttore regionale della sanità, ha dato una buona notizia. C'è anche una buona notizia perché sapete che da ogni flacone noi estravamo 5 vaccini e è arrivata la circolare ministeriale, da prossime vaccinazioni ne utilizzeremo 6. Il che vuol dire che grazie a questo il numero di 185.000 unità di vaccino sale a 222.000 unità, ma soprattutto, avendo più vaccini a disposizione a parità di consegne, i tempi di vaccinazione si abbattono significativamente e quindi i tempi di copertura vaccinale nella categoria della fase 1. Fra pochi giorni, fra l'altro, il governo dividerà nuovamente le regioni per fasce. Per il Veneto, Non ve lo so dire, capite che comunque il passaggio di zona, a parte il fatto che se ci dovesse essere un passaggio di zona adesso di fatto viene assorbito dalle restrizioni che ci sono, quindi forse resta un margine di 3-4 giorni per fare le famose 2 settimane. rimane fermo il dato fondamentale dell'R con T sopra l'1,25. Altro tema caldo, la scuola, che dice Zaia è un elemento di grande variabilità dell'infezione. Noi tifiamo perché la scuola sia in presenza al 100%, ma bisogna essere anche obiettivi. Sono mesi cruciali che sono quelli, diciamo, di gennaio-febbraio delle vaccinazioni e valuteremo, guarda, io al dottor Forolo ho già detto che faccia un'analisi, ne abbiamo parlato con l'assessore, con la prevenzione per capire quale sarà la misura migliore per l'apertura delle scuole. Oggi non ve lo so dire. Poi la questione politica sul governo Zaia, non a mezzi termini. Penso che se questo governo non ha più la fiducia in Parlamento si debba andare a votare, punto. Che diventa anche sanificatorio in un momento in cui si parla tanto di sanità.